Telespettatori, buonasera a tutti, benvenuti in questa rubrica dei Cuori Solitari. Questa sera sono qui a Marsala, in Contrada, non so esattamente dove mi trovo perché mi ci hanno portato, appunto per intervistare un cuore solitario, per cui andiamo a scoprire chi è, venite con me. Come ti chiami tu? Ah, Vito. Vito, sei tu il cuore solitario? Ah, sì. Ciao, mi conosci, sì? Vabbè, sì. Ci accomodiamo? Buonasera. È la mamma? No, la zia. Molto lieto, piacere. Allora, ci accomodiamo, ci mettiamo... Dunque, dove ci Vabbè, possiamo anche mettere? l'impiede, no? All'impiedi? All'impiedi, va bene. Allora, hai detto ti chiami Vito? Sì. Vito, quanti anni c'hai? Io 21, 21. Tu sei di Marsala? di Massala. Originario di Marsala. No, di Messina, nato a Messina. Ah, sei nato a Messina e quindi poi ti sei trasferito qua a Marsala. Sì. Tu praticamente sei in cerca dell'anima gemella, Sì. della ragazza. Quanto tempo è che sei single? Io 3 anni. 3 anni. E 3 anni fa tu eri fidanzato? Sì. Quanto tempo sei stato con questa fidanzata? 1 mese. Un mese, così poco. poco. E poi come mai ti sei lasciato? Problemi. Non andavate d'accordo. Ah, sì. Questione praticamente di incompatibilità di carattere, giusto? Giusto. Hai detto hai 21 anni tu. 21. Sei praticamente abitante qui? Sì, ho contratto a Questa San Silvestro. Ho capito. Va bene. Allora dimmi Vito, come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? Ah, bionda. Bionda, ti piacciono le bionde? Sì. Poi? Poi La zia dà qualche suggerimento? bionda, sincera. Sì. eh, Continua Vito. Sincera e che abbia un buon carattere. Un buon carattere. Praticamente che cos'è la cosa praticamente che ti fa innamorare di una donna? Il fisico. Il fisico. Deve avere un fisico mozzafiato. Ah, certo. La vuoi alta? No, alta anche, sì. Alta, la tua altezza. Tu quanto sei alto? Io ho 1,75 m. 1,75, quindi deve essere 1,75, bella magra perché la vuoi in Ah, forma, magra, giustamente. Bionda, come età? Tu hai 21 anni, quindi partiamo da Io una base. come età anche un anno di più. Anche un anno di più. Quindi partiamo da una base dai 18, va bene dai 18? Dai 18. Dai 18 fino ad arrivare ai 22, 23? Ai 22-23. E se viene una più grandicella la vuoi lo stesso? Non Ma so, lo stesso. un 25, 30 L'importante anni? è il carattere, non l'età. L'importante è praticamente che tu te la passi, giusto? Sì. Ora parliamo invece un po' di te. Ah. Tu praticamente lavori? Sì. Io sì. Che lavoro fai? Io contadino. Contadino. Sei motorizzato, la macchina ce l'hai? Ti puoi spostare? Devo prendere, sto facendo la patente. Cioè ti stai prendendo la patente, Sì. quindi ti puoi spostare. Sì. Attualmente sei motorizzato, c'hai il motore? No, no. La bici? A piedi? Alla bici sì, anche accompagnato dai genitori. Ho capito, Massaro. quindi se ti viene un appuntamento praticamente ti accompagnano i genitori all'appuntamento. Oddio, non è che è una cosa, ma comunque, volendo, in amore si può permettere sia questo che d'altro. Va bene Vito, e come passi il tempo? Che cosa che ti piace? Che tipo sei? Ma mi Intanto la piace- musica ti piace? La musica no. Non ti piace la musica? E il bowling, insomma, mi piace. Il bowling? giocare. Cioè sei amante del bowling? Sì. Vai a giocare a bowling? A bowling. E la musica non ti piace? No, la musica no. E come ogni mai? tanto. Vito? È strano. No, ogni tanto. Sei il primo praticamente che sento che la musica non piace. Ah. Come mai Vito? Ma non è il mio tipo di divertimento, va. Esatto. Cioè, Mi non, ti piace- piace, non ti piace ascoltare no, la no. musica. Mentre il tuo divertimento preferito è il bowling. Il bowling. Oltre al bowling, E passa a mettere un po' a lavorare così. Qualche lavoretto. va bene Vito. E il tempo fino ad oggi com'è che l'hai passato? Al bowling? No, no, oggi no. E come l'hai passato fino ad oggi? Ah, fino ad oggi dice gli In altri questi giorni giorni- anche. certo. Ah sì, un poco a bowling E poi e passeggiare a Massala così, a piedi. a piedi. E quando vai a Marsala praticamente com'è che ti sposti? Ti prendi l'autobus? No, no, in macchina. In macchina. Con mio Quindi padre. ti accompagna tuo padre? Mio padre. Tu sei figlio unico? Io ho una sorella e un fratello. Una sorella e un fratello. Va bene Vito.
Amiche telespettatrici, avete conosciuto Vito, un ragazzo di Marsala, in contrada San Silvestro. San Silvestro, che va cercando la sua anima gemella, la sua ragazza ideale. Per tutte quelle di voi che volessero conoscerlo personalmente non potranno fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Vito è qui, si vuole sistemare, ha 21 anni e ha deciso di mettersi seriamente con una donna, giusto Vito? Giusto. Per mettere su famiglia, casa, bambini, eccetera, eccetera, procreare, è giusto? Giusto. E andare avanti nella vita. Per cui, ripeto, telefonate perché Vito è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Allora Vito, noi praticamente di solito facciamo fare un videomessaggio ai cuori solitari, rivolto alla telecamera come se di fronte ci fossero praticamente le telespettatrici che stessero ascoltando praticamente quello che vuoi dire tu. Adesso io voglio fare la stessa cosa, ti voglio dire di rivolgerti verso le telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no, e dire tutto quello che senti. Non so, vuoi lanciare un messaggio, qualsiasi cosa che tu vuoi dire. Come se in questo momento ci sarebbero di fronte a te le telespettatrici, queste ragazze praticamente che stanno decidendo se chiamarti oppure no, e dici la qualsiasi cosa, tutto quello che ti senti di dire, ok? Non so cosa devo dire. Però. Allora, guarda la telecamera e pronunciati. Allora, ciao, mi chiamo Vito, vorrei conoscervi e sono contento di incontrarvi. E se volete potete anche chiamare, insomma, no? Giusto. Va bene. Bellissimo messaggio. Va bene, amiche telespettatrici, ripeto, per tutte quelle di voi che fossero interessate a contattare Vito, 21 anni, di Marsala, contrada San Silvestro, non potranno fare altro che chiamarlo al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. E chiamate perché Vito è qui, è un bravo ragazzo, si vuole sistemare e vuole conoscere finalmente la donna della sua vita. Dico bene, Vito? Sì, bene. Ok, per la rubrica dei cuori solidari Alberto vi saluta e vi saluta anche. Ehi, Vito. Ciao ciao! Oh yeah!